Foto da città in zona rossa, vuota come a Padova accade solo a Ferragosto, senza neppure un allegro turista. La città si ripensa a partire dalle attività aperte, come i bar con avventori solo da asporto e orari ripensati con chiusura al pomeriggio. I corrieri possono lasciare i pacchi all'ingresso del negozio, la vetrina è semi abbassata. I negozi del centro storico si stanno organizzando in questo primo giorno di zona rossa per la città. Nelle piazze aperti i banchi di fiori e quelli alimentari. Rischio però apro lo stesso. Anche lunedì quello è vero, però sì, si riscontra un calo. D'altronde possono venire solo i clienti che abitano qui in prossimità. Sì, noi dobbiamo garantire il servizio, almeno abbiamo parecchi clienti che abitano qui in centro, anche anziani, quindi, e poi metteremo in atto il servizio di consegna di spesa a domicilio, per forza, perché molti anziani non si fidano ad uscire. Un servizio alla città e soprattutto agli anziani che hanno paura di uscire per la crescita dei contagi. Tutti rassegnati i cittadini pronti a rispettare ancora una volta le regole. Trovo giusto, cioè purtroppo dobbiamo accettare questa situazione. Il lockdown è necessario, abbiamo visto in passato che ha dato dei risultati, quindi resistiamo. È chiaro che dopo un anno e più che siamo in questa condizione si fa più fatica. Spero che sia l'ultimo periodo, diciamo, che dopo Pasqua con queste vaccinazioni si possa dare la libertà a tutti, ecco. È un po' triste, sì, faticoso e anche un po' triste perché non si vede una via di uscita. Dopo un anno si sperava magari di vedere qualche risultato e invece siamo punto a capo.